E ciao ed eccoci qui per un nuovo inizio di un nuovo vlog. Questa volta lo inizio di lunedì mattina. Io di solito il lunedì mattina sono chiusa in una stanza ad editare il vlog per il venerdì, ma siccome che ieri era domenica e con le nuove regole non si sapeva cosa decidessero e non ci siamo mossi, per cui il pomeriggio l'avevo libero e ho deciso di editare, di preparare già editato il vlog per venerdì, che voi l'avrete già visto venerdì scorso. E per cui questa mattina sono libera di uscire, anche perché avevo in mente di fare un passaggio da Kiko che dopo ve lo faccio vedere, ma sono passata da Kiko a prendere qualcosa della collezione natalizia. E poi, visto che siamo sempre in periodo di compleanno, sono passata da Stroili perché di solito mi arrivava il 20% di sconto per i primi 15 giorni e i 4 giorni dopo del compleanno, qualcosa del genere. Comunque sono passata da Stroili perché non mi era arrivato nessun messaggio. Allora gli ho chiesto: ma è ancora valido lo sconto per il compleanno oppure no? Mi ha detto di sì. Ha riguardato la mia tessera perché, visto che l'anno scorso hanno cambiato le regole per la raccolta di punti, avevano cancellato nella mia tessera, avevano cancellato l'invio dei messaggi, per cui adesso è stato ripristinato l'invio dei messaggi e ho preso una cosina scontata del 20% da Stroili. E per non farci mancare niente questa mattina ho fatto, prima di tutto questo, ho fatto un giro anche in un negozietto lì in paese per prendere un po' di cibo, dal grana, il formaggio, un po' di affettati. Poi vi faccio vedere, svuotiamo un po' tutto quello che ho preso. Prima inizio a mostrarvi quello che ho preso nel negozietto di alimentari paesano. Allora, con 25 euro ho preso questo pezzo di grana. Ultimamente avevo preso il grana dal supermercato, ma non è che mi piaccia molto sinceramente. Ritornare a riprendere il grana in un altro negozietto che si trova a Castelfranco mi scoccia, perché sinceramente sono molto cari, perché rendetevi conto che io qui ho speso 25 euro. Quando andavo in questo negozietto a Castelfranco erano 40 o 50 euro ogni volta, prendendo sempre affettati, pane, per cui mi scoccia un po' andarci. Allora ho provato questo negozietto e vediamo questo grana com'è. Qui poi ho preso un formaggino, un formaggio, non è di quelli duri duri, vedete che è un po' morbido, di Malga. Ho ripreso il brodo Star, però questa volta ho preso quello fatto con carne mista. Quello con carne di manzo l'ho aperto, che l'avevo preso nella spesa precedente, nei vlog precedenti ve l'avevo fatto vedere che avevo preso il brodo Star, però quello con carne di manzo, e vi devo dire che il gusto mi è piaciuto. Con i ravioli, il gusto della minestra con i ravioli mi piace, però per cambiare ho voluto provare questo qui con carne mista. Poi qui dentro ho preso le uova, questo barattolo di cipolline grigliate. Ah, di qua aspettate che non vi ho aperto questo, dopo ve lo apro, vi dico il resto e poi vi faccio vedere cosa c'è qui dentro. Due confezioni di funghi. Allora ho preso questi e questi, che per fare una frittata o per condire la pasta sono sempre utili. Poi è da un pezzo che guardo la salsa barbecue, nel senso che vi parlo ancora di 20 giorni fa sicuramente, avevo visto sulle storie di Instagram di una ragazza che aveva detto: la salsa barbecue con le patate fritte buonissima, e nei supermercati la guardavo e non la prendevo. Poi questa mattina mi sono decisa e l'ho presa, così l'assaggio pure io. Adesso vi apro questo qui.
Ed ecco qui quello che ho preso di affettato. Vi dico che non mi ricordo il nome. Per me è una novità, non l'ho mai preso e ho deciso di prendere questo prodottino che assomiglia tipo alla pancetta, però c'è molto più grasso. Beh, mi ha incuriosito e ho deciso di prenderlo perché ho anche pensato di fare un po' di polenta. Potrei metterci una scatoletta di funghi che vi ho fatto vedere, fare uno strato basso di polenta, metterci sopra i funghetti e sopra i funghetti questo affettato che si sciolga un po' il grassetto. Dovrebbe uscire una cosa fenomenale da mangiare. Questo invece è quello che mi sono presa da Stroili, anche grazie al sconto compleanno. Di per sé non costano molto, sono questi orecchini a cerchietto un po' lavorati, non sono completamente lisci, per cui visto che lisci piccolini già ce li ho pensato di prendere questi qui che adesso non so se si può notare, non sono proprio lisci, per cui l'idea che avendoli addosso catturino la luce in modo diverso di quelli lisci mi è venuta, per cui li ho presi. Avevano un prezzo totale di 69 euro. Mi sono stati scontati del 20 per il discorso dello sconto compleanno e li ho pagati 55,20 euro. Sono quei piccoli, io sono anni che prendo questi orecchini, non sono neanche quelli oro completo, sono quelli oro a 375 se non erro, e sono anni che li uso, mi trovo bene, non si ossidano, per cui come risultato mi vanno bene. Ed eccoli qui invece i 3 acquisti fatti da Kiko. Per quanto riguarda gli occhi ho preso questa palette, quella più grande. Avevo guardato quelle più piccole, però mettendomi fuori dalla luce, questi qui mi sono risultati sugli swatch che mi sono fatta sulla mia mano più luminosi rispetto a quelli che si trovano sulle palette più piccole, per cui sono andata su questa grande per questo motivo. E poi per quanto riguarda i rossetti, allora questo opaco l'avevo in mente, è il numero 2 esatto, e ho deciso, questo lo avevo già in mente di prenderlo, per cui l'ho preso perché swatchato mi piace proprio la colorazione. Adesso evito di fare gli swatch perché in questo momento devo ancora farci le foto e vorrei evitare che fossero segnati, specialmente questo, perché questo l'ho preso senza... Non l'avevo pensato prima di partire, l'ho preso quando sono arrivata in negozio, swatchandolo. Vi dico che la tonalità mi piace, non ve lo swatcho adesso, anche perché sicuramente se non ci sono intoppi, il video recensione di questi 3 prodotti dovrei averlo già fatto uscire, per cui già vedete gli swatch di questa palette, perché in teoria il vlog voi lo vedrete venerdì, ma in teoria se ce la faccio la recensione di questi 3 prodotti dovrei riuscire a registrarla prima e a pubblicarla prima di venerdì, così vedrete anche le colorazioni. Questo qui è il numero 03, beh intanto il pack è molto molto carino, e poi sullo swatch dà quasi un effetto metallizzato, non è che si vedano i glitter o cosa, dà un effetto metallizzato. Comunque questi sono i 3 prodotti della nuova collezione natalizia di Kiko. Non ho preso nient'altro per gli occhi, il mascara non l'ho preso per il fatto che ho ancora quello Lost in Amalfi, per cui vorrei un attimo usare anche quello. Poi ci sono eyeliner, matite doppie, ma non sono prodotti che uso molto, per cui ho evitato di prenderle. E ecco, alla fine ho preso solo queste 3 cose. Ed eccoci qui tornata da un giretto nel pomeriggio. Allora, questo pomeriggio, visto che siamo nella settimana del Black Friday, di Halloween, Black Friday,
e i negozi iniziano a fare degli sconti sostanziosi. Io ho ricevuto l'email che dall'Euronics da oggi fino al lunedì prossimo fanno degli ottimi sconti, visto che ho problemi con i televisori, nel senso che il televisore funziona, però da gennaio, quando cambiano la sintonizzazione della ricezione del segnale, a me non funziona più e sono costretta a gettarla via, perché o che c'era una mezza idea di prendere anche eventualmente un coso, mi sto dicendo, tipo un decoder da mettere da una parte del televisore che si dovrebbe risintonizzare lo stesso, però poi mi viene il problema che spegni il televisore, ma il televisore lo spegni con il telecomando, questo decoder ci si deve alzare e andare a spegnerlo proprio manualmente. Lo so, è una questione di pigrizia che forse può valere o non valere, però visto che questa settimana ci sono dei super sconti, io sono andata a prendermi la televisione nuova. Praticamente oggi siamo lunedì, ho speso in totale il prezzo della televisione a prezzo pieno era 799 euro, con lo sconto 499 euro, poi ci ho aggiunto la garanzia di 5 anni, ci ho aggiunto, sono stata costretta, il trasporto e l'installazione, perché preferisco che l'installazione la faccia chi se ne intende, che se eventualmente il televisore non va bene possono, cioè vedono subito se va bene oppure no, per cui queste sono cose che vedo utili lasciar fare a chi sa. Io in totale ci ho speso con queste aggiunte 674 euro. Per cui, contando che la televisione l'ho presa bella scontata, speriamo bene che funzioni, perché mi ha fatto delle spiegazioni che adesso i televisori li fanno con il LED, le lucine che ci sono all'interno del televisore, che noi da fuori vediamo i colori e le immagini, le fanno più attaccate e spesso succede che si bruciano queste lucine. Allora, ma in tutte non c'è un discorso di marchio. Allora mi ha consigliato di fare questa garanzia di 5 anni, che se in 5 anni questo problema si presenta, mi sostituiscono il televisore senza che io debba pagare niente. In teoria questa è la garanzia che ci ho fatto. Poi eventualmente se succede altre piccole cosine, non so, non c'è il volume, cosa mi ha detto come esempio, adesso non mi ricordo più. Comunque anche la garanzia è stata fatta e questo televisore dovrebbero portarmela mercoledì pomeriggio, per cui in teoria domani è martedì, mercoledì pomeriggio, ma dalle 2 alle 5, dalle 2 alle 17, e in teoria io dalle 17 in poi dovrei avere la mia televisione nuova. Cioè, questa spesa non me l'aspettavo, perché non era necessario farla, perché dici va bene, un elettrodomestico si rompe, allora c'è la necessità di cambiarlo, ma cambiare qualcosa che funziona solo perché cambia il segnale, ma così è. Dopo il piatto perfetto del risotto che vi avevo fatto come finale nel vlog precedente a questo, oggi mangio anch'io questo miscuglio di verdure cotte. Qui dentro c'è una patata, una scatoletta di funghi, un broccolo e un cavolfiore romano, e c'è anche il restante zucca che mi è avanzata, e questo qui sarebbe il piatto che ho cucinato per questa sera, leggeri con questa verdurina cotta. Però per condire il tutto non può mancare la salsa barbecue di Cavel. Vi dico che l'ho assaggiata e mi sta piacendo. Io con le verdure così ne schiccio un po' sopra, naturalmente sul mio piatto, e mi piace il gusto che ottengo.
È presto questa mattina perché sono le 7 e le 6 e 53 minuti, però volevo dirvi che da qui in su preparo pulito tutta dagli oggettini che ci ho messo qui, perché in teoria oggi dovrebbero portarmi la televisione. E visto che questo piatto girevole lo tolgo e ne ho preso un altro di più basso, perché la televisione è più grande di questa, però il piatto mi deve ancora arrivare, cioè l'ho ordinato via internet perché non c'era in negozio, e intanto la televisione verrà fissata, cioè sarà fissa qui, poi con il piatto girevole ci sarà la possibilità di girarla o verso il divano o verso il tavolo della cucina. Sono le 7:30 di giovedì mattina, mi sto per preparare per andare al mercato agricolo, anche perché devo muovermi presto, perché in teoria verso le 11 dovrebbero portarmi un pacco. In teoria questi sono i soliti orari, però lo so, le 9:30. Allora vi faccio vedere la nuova televisione che ieri sera ce l'hanno portata. Ed ecco qui il nuovo televisore, ci manca sotto qui il piatto, quello girevole, per cui per girare la televisione dai vari lati, ma è in arrivo, spero che arrivi presto, perché l'ho ordinato e dovrebbe arrivare in negozio e spero che arrivi presto. Comunque questa è la televisione, è un LG, questo sarebbe il suo telecomando nuovo fatto così, e abbiamo già provato ad utilizzarlo e vi devo dire che come beh, le immagini vanno bene, sono belle, e anche come suono è più un suono profondo, quasi da cinema, per cui è alquanto diversa rispetto alla televisione che avevo prima. Allora, mercato agricolo fatto, ho preso un po' di cosucce e ho trovato anche volevo prendere il coniglio come carne, però non c'era il banchetto. Però il solito banchetto che qualche volta prendevo, il formaggio, e si è rinnovato e teneva anche un po' di carne e un po' di cotechino. Allora ho preso sia il cotechino che un po' di formaggio. Adesso sono qui fuori che non so se andare o dai cinesi o andare proprio dall'Unieuro dove ho preso la televisione, perché per l'antenna la televisione va lo stesso, per il momento va, ci vuole un po' di accortezza di non muovere dietro la spina dell'antenna perché è solo appoggiata, perché allora l'antenna ci sono le spine maschio e le spine femmine, da quello che ho capito, e a me serve un adattatore che sia fatto di 2 prese maschio, perché praticamente adesso la televisione ha l'adattatore femmina e la spina del filo dell'antenna ha sempre l'adattatore femmina. Allora mi ha detto di acquistare questo adattatore che si chiama maschio, e perché parlando così mi ha detto non è proprio necessario, vi parlo di chi mi ha installato la televisione, non è proprio necessario che tu vada dove hai preso la televisione, puoi andare anche dai cinesi che in teoria per 50 centesimi te le vendono queste spine. Però visto che sono qui ci do un'occhiata e vediamo se la trovo qui, se no mi sposto dai cinesi che sono un po' più in là. Ed eccoci qui con la spesa del mercato agricolo. Allora ho preso una zucca e qui dentro c'è un cotechino, formaggio stagionato, formaggio latteria tipo cacciotta. Sono arrivati i primi radicchi tardivi e qui il radicchio variegato. Per quanto riguarda la spina maschio non l'ho trovata, mi ha capito cosa cercavo, però non ne avevo in negozio e mi ha detto che in teoria dovrebbe arrivare la prossima settimana. Visto che ci ho anche chiesto quanti tempo ci vuole perché arrivi il piatto girevole che ho ordinato sempre da loro. Allora mi ha detto che in teoria dovrebbe arrivare o oggi o domani, altrimenti la prossima settimana. Speriamo bene che arrivi tutto il prima possibile, perché sono un po' in ansia anche per tutta la situazione che c'è
visto che un ordine l'ho già fatto e mi deve arrivare il prodotto, l'altro se arriva questa spina a posto anche con la spina, perché sono cose extra che non è la semplice spesa che si fa settimanale, che in ogni caso si fa, ma sono cose extra, e questo mi provoca un po' d'ansia per tutta la situazione che c'è. Ed ecco qui il pacco che aspettavo. Allora sono arrivate, ho preso l'altro giorno 3 saponette della Kiehl's perché sono in offerta sul sito di Douglas, per cui le ho prese, e queste sono quelle scrabanti. Poi vedo più avanti in questi giorni che siamo vicini al Black Friday, se fa altri sconti di prenderne degli altri. Intanto ne ho approfittato di questo primo sconto. E per quanto riguarda il piano rotante, il piatto rotante come si chiama, della televisione, è in consegna, cioè non me lo portano qui, me lo portano in negozio, perché visto che era il mio primo acquisto e qui per andare all'1 € in 10 minuti, 15, dipende quanto traffico trovo al semaforo, ci vado. Per cui ho deciso di farmi arrivare il prodotto lì, anche per la sicurezza, così me lo guardano se è storto, se è giusto cosa prima di pagarlo. Comunque in consegna. In teoria, se adesso le consegne vengono rispettate, dovrei nel pomeriggio andare anche a prenderlo, se no la più lunga domani. Io spererei oggi, così almeno mi trovo anche, mi elimino anche questo pensiero. Ho scoperto che è in consegna perché quando sono arrivata dal giro, che ero già andata da Euronics per vedere della spina e gli ho chiesto anche del mio pacco, quando sono arrivata ho guardato l'email e mi è scritto che già ieri sera il pacco è stato spedito per arrivare nel negozio di destinazione. Per cui non lo so se è giusta l'indirizzo di fatturazione, che praticamente i prodotti, oppure non lo so, la sede legale, come si dice, è a Forlì. Da Forlì a qui ci vogliono 3 ore. Per cui se il pacco già ieri sera alle 5:30 segnava che era partito, in teoria nell'arco di 3 ore spererei che avanti le 2, le 14 del pomeriggio, arrivassi in negozio, perché è la mia prima volta che faccio una cosa così da 1 €. Però non so se dopo devo aspettare che sia il negozio a mandarmi l'email per andare a ritirarlo. Questo è un dubbio che ho, perché io adesso continuo a seguire l'email di consegna se eventualmente mi segna che è consegnato. Però nel frattempo mi è venuto il dubbio che se io lo vedo consegnato e vado a ritirarlo, non so se me lo diano subito o se sia un discorso che il negozio mi deve mandare il negozio l'email, perché mi sono ricordata che le prime volte che Sephora faceva i ritiri, le click collection se non erro, che si poteva ordinare che si può ancora oggi ordinare via internet e ritirarlo in negozio dopo 2 ore, in teoria. Però le prime volte mi dicevano, ma finché non riceviamo l'email, finché non ti arriva l'email di ritirarlo, non devi venire a ritirarlo. Allora non so se sia così anche da 1 € oppure se sia una cosa diversa. Vediamo oggi cosa combiniamo. Parlando di un altro discorso, oggi è giovedì, a parte la mini spesuccia che vi avevo fatto vedere di affettati e formaggio lunedì, devo ancora andare a farmi la spesa quella classica del supermercato. Non c'ho molte cose scritte, per cui non lo so se tra oggi pomeriggio o domani riesco ad andare al supermercato, se no per questa settimana la spesa settimanale la salto e ho fatto tutt'altro. Sono qui nello studio e stavo guardando un video su YouTube, stavo dicendo Instagram, e ho visto questo video di una ragazza che ha preso un po' di prodotti della nuova collezione di Wycon per Natale, premendo che io di Wycon fino ad ora non ho mai preso niente,
Ma ve lo dico per farvi un esempio, che la palette grande di Kiko con 24 euro la prendete, mentre quella della collezione natalizia di Waiko costa 38 o 39 euro. Per cui veramente un'esagerazione mi sembra di prezzo, perché fate conto che io 40 euro di palette ce le do a Sephora per palette di Too Faced, per farvi un esempio, quando le prendo scontate, che partendo dal principio che non ho mai provato il marchio, per cui non so dirvi la qualità del marchio Waiko, però se si parla di palette di Too Faced a 40 euro, mi sembra che Waiko arrivare quasi a 40 euro, pensando che è sempre un marchio low cost, mi sembra veramente molto molto esagerato. Poi per quanto riguarda il piatto girevole della televisione, sono le 15 del pomeriggio, continuo a guardare la spedizione, se ci sono cambiamenti, ogni mezz'ora guardo sui miei ordini sul sito di Unieuro se cambia qualcosa, ma continua a segnarmi in transito verso il negozio di consegna. Io volevo andare, cioè sarei stata più tranquilla se fossi riuscita ad andare a prenderlo oggi, però se mi arrivano le 5, le 6 di questa sera, a parte che ho visto fuori questa mattina in cui ci sono andata che sono aperti fino alle 8 e non conosco i loro procedimenti su questi acquisti. Però in questo momento me la vedo un po' lunga la situazione di aspettare, anche perché nel frattempo mi è venuto in mente che non sia solo una consegna da fare al negozio di Castelfranco, ma che strada facendo si fermi anche su altri negozi, per cui logicamente le consegne si allungano. Non lo so. Oggi è una giornata così, comunque tutto questo vlog è molto conclusionato. E ok. Ce l'ho fatta, adesso siamo a venerdì mattina e sono le 6:42 minuti e ce l'ho fatta recuperare il piatto girevole. Vedete, con questo piatto posso girare la televisione in che direzione voglio. L'ho recuperato ieri sera alle 5, praticamente meno un quarto alle 5 mi è arrivata l'email che il prodotto è disponibile in negozio, di effettuare il ritiro entro 10 giorni, altrimenti poi il prodotto veniva messo in vendita, e sono andata subito a prenderlo e adesso già ce l'ho, così adesso posso, perché questi qui sono gli oggettini che c'erano prima con la televisione vecchia, mi stavano appoggiati qui sopra. Adesso ci devo un attimo pensare se rimettere qualcosa e come rimettere. Con questo sole messo qui che mi sto tentando di farmi ombra con lo specchietto retrovisore giusto sugli occhi, e sto riuscendo ad andare a farmi un po' di spesa qui alla Famila e vediamo cosa riesco ad acquistare. Poi volevo dirvi che, visto che siamo a venerdì, proprio questa mattina abbiamo anche parlato di cosa fare domenica, che domenica sarebbe il 1° novembre. Però se riesci a mangiare ti chiedono vita, morte e miracoli, chi sei, numero di telefono, e un po' questo mi scoccia, per cui non so se domenica, perché se vai da Asporto in teoria non dovrebbero chiederti niente, però se vai a mangiare a mezzogiorno in giro, ve lo dico perché proprio ieri Davide per lavoro non ce l'ha fatta a tornare a casa a mezzogiorno, per cui ha mangiato fuori insieme con chi stava lavorando, e quando prima di uscire gli hanno chiesto al tavolo, insomma, praticamente numero di telefono, chi siete, e questo mi scoccia un po', perché ho pensato, se io domenica esco e fanno tutti questi discorsi mi viene su l'ansia, nel senso che io per 10 giorni rimango con l'ansia se chiamano che è successo qualcosa, per cui non è solo perché è un discorso, se tu ce la fai a superare i 10 giorni, poi bisogna vedere gli altri se ce la fanno a superare i 10 giorni, per cui questo mi provoca ansia.
e non so se riesco a tornare ad andare, perché anche ad andare su agriturismo prendendo un primo o un secondo con il prezzo si riuscirebbe anche a starci dentro, che non si dovrebbe spendere eccessivamente per quanto riguarda il discorso soldi, perché diciamo che la convenienza maggiore sarebbe nelle sagre, però per il momento non ci sono. Ok, si potrebbe girarsi da andare per gli agriturismi, però se fanno tutti questi discorsi a me mi viene sull'ansia che non ce la faccio, perché io non vado a mangiare fuori alla domenica a mezzogiorno per dopo passare 10 giorni con l'ansia per vedere se mi chiamano o se non mi chiamano. Sinceramente non ce la faccio. Comunque vediamo domenica anche questa domenica cosa eventualmente facciamo, però boh. Ok, vado a farmi la micro, spero, spesa. Spesa sono riuscita a farla, ho speso meno di 100 euro, praticamente 60 e qualcosa, ma comunque poi vi faccio vedere. Adesso volevo andare lì, che c'è una pasticceria che l'anno scorso, girando su internet, era molto nominata per i panettoni, e volevo andare a vedere se hanno iniziato a fare questi prodotti lievitati. Fatta, qui dietro di me c'è il sacchetto con 4 cose che ho preso da questa pasticceria. Praticamente ho preso un panettone piccolo tradizionale, poi ve lo faccio naturalmente vedere, che tradizionale si intende a uvetta, canditi di cedro e di arancia, per cui lo assaggiamo e vediamo che canditi mettono. E poi ho preso giusto 4 pastine perché mi ispiravano, quelle un po' cremose. Ho preso due aragostine, se non sbaglio il nome, e 2 cannoncini siciliani, giusto proprio uno sfizio. Poi ho preso dei biscotti con il disegnati di Halloween, visto che domani sera dovrebbe essere Halloween. Ho preso i biscotti e poi ho preso una confezione di cioccolatini già confezionati. Vediamo, è un misto, vediamo quello che offrono, questo misto già confezionato. Ho preso la confezione più piccola perché non mi andava. Di solito se prendo tanti cioccolatini glieli chiedo che non mettano quelli con il liquore, perché non è che mi piacciono molto, ma prendendoli così già confezionati, ce n'erano di confezioni più piccole o più grandi, ma io ho preso quella più piccola per stare tranquilla che se eventualmente c'è del liquore ne ho pochi. Ok, adesso volevo provare a passare ieri ho fatto un giro ci sono 2 negozi di cinesi. Uno l'ho passato ieri sempre per quella spina maschio per la televisione, visto che da €1 mi hanno detto di aspettare la prossima settimana, ma nel dubbio che nella prossima settimana chiudano tutto o combinino chissà cosa, preferisco provare a passare da questi altri cinesi a vedere se hanno queste spine per la televisione. Eventualmente poi avrei altri 2 negozi che vendono sempre elettronica, che vendono anche televisori, da poter eventualmente andare a chiedere, ma questa mattina non credo di farcela. Vado dai cinesi e poi basta. Vediamo oggi pomeriggio, sempre se non la trovo, se passare dagli altri 2 negozi, oppure se finalmente trovo questa spina, perché ho già passato 2 negozi e la devo ancora trovare. Ce l'ho fatta a recuperarla, eccola qui, quello che cercavo, maschio, €1, e non l'ho trovata dal negozio di cinesi, perché guardo dove la metto che non si perda perché è talmente piccola. Del negozio di cinesi che vi dicevo prima, l'ho trovato chiuso, hanno sbancato tutto, non c'è proprio più il negozio, perché non è proprio di strada, di quella solita che faccio io, è un po' fuori mano, diciamo, e ci sono andata apposta, ma ho trovato completamente chiuso, e se guardo dentro, che è tipo un capannone, è completamente vuoto. Allora ho pensato di andare nell'altro negozio, perché c'è un negozio che si chiama Gaijin, che vende elettronica, televisioni, però di sopra da questo Gaijin c'è un piccolo negozietto che vende proprio, se devi cambiare il telecomando, queste cosette qui che adesso non so che altri servizi facciano sinceramente,
E prima di andare da Gaijin, proprio dal negozio più specifico per le vendite proprio delle televisioni, ho pensato, provo a fare un giretto in quest'altro piccolo negozietto e vedere se ce l'hanno. E ce l'hanno, infatti l'ho presa e con €1 ho recuperato anche questa famosa spinetta o cosa si vuole chiamare. E ok, allora adesso ritorno e nella prossima clip vi faccio vedere tutta la spesa di questa mattina, anche se non è molta rispetto al mio solito, però qualcosina ho preso. Questo sarebbe il retro della televisione e vedete qui la spina non va più dentro di così perché non sarebbe il suo posto. Allora in teoria, togliendola e mettendo quella che ho preso, dovrebbe funzionare, solo che non ci riesco con una mano perché è un po', devo un attimino fare pressione su questo. Ci provo senza farvelo vedere perché non ce la faccio. Comunque il principio sarebbe no, maschio, femmina dovevo prendere. Ma che cacchio? Vi riaccendo perché sapete cosa ho scoperto? Praticamente questa l'ho presa che non mi serve, nel senso che qui dentro non andava dentro la spina perché qui sopra c'era un pezzettino di plastica che impediva a questa di inserirsi. Ho tolto il pezzettino di plastica e questa adesso si inserisce. Per cui chi mi ha portato la televisione, io non ho guardato perché mi sono fidata della loro parola, però non si sono accorti nemmeno loro di questo discorso. Io adesso non so se riesco, non ce la faccio con una mano sola perché fa un po' di pressione, però vi assicuro che adesso la inserisco e vi faccio vedere che questo pezzettino qui si inserisce tranquillamente. Eccomi qui che vi faccio vedere che sono riuscita ad inserirla, per cui c'era questa plastichina che impediva e loro mi hanno detto prendi questa spina, io mi sono fidata ma ho sbagliato. Va bene che ha costato solo che €1, però praticamente è stata presa per nulla. E dopo la spesa inutile di €1, tutto perché mi sono fidata del loro discorso, ma neanche Davide si è accorto, perché ho lasciato anche lui che guardasse, sì, non funziona, va bene che Davide da vicino non ci vede e deve portare gli occhiali, ma comunque andiamo su altre spese più utili che abbiamo fatto. Allora, dalla Family ho speso €66,54, questo sarebbe il costo totale della mia spesa, che adesso vi faccio vedere. Allora, ho preso 4 ruote, che non è per me ma è per Davide, perché se domenica non facciamo, comunque è del mese di novembre, e se alla domenica o alla sera ha voglia di guardarsi questo giornale, anche perché glielo prendo ogni mese, se non glielo prendo me lo chiede perché gli piace guardare questo giornale. Poi ho preso 2 Coke Zero da 1 litro, se riesco ad alzarla ve la faccio vedere. Ho preso una cassa d'acqua di Rocchetta Brio Blu, quella leggermente frizzante. Da basso ne ho un po' di scorta, ma visto che la situazione va sempre peggio, ho preferito prendere sarebbe in più, diciamo, sia l'acqua che la carta igienica scotonelle, anche se non mi serviva perché ne ho di scorta, ma con la situazione non molto bella per quanto riguarda in questi giorni, ho preferito ritornare sul fare un po' di scorta. Adesso iniziamo a svuotare questo borsa. Allora, dopo li avevo già assaggiati, ma sono quei dolcetti, li prendo una volta, poi prendo dell'altro, diciamo, però sono buoni. Ho preso i Kinder Pan e Ciocco e ho pensato di prenderli per fare anche colazione, o uno metà io e Davide riusciamo a fare colazione la mattina con questi pan di ciocco. Non neanche, sì, ho visto che non hanno la scadenza neanche tanto vicina, perché scadono la prima settimana di dicembre, per cui ho tempo anche di mangiarli.
a non romperli, ho preso 2 yogurt. Allora, ne ho preso uno al cookies and crema, sarebbe il yogurt al gusto chantilly con granella di biscotti al cioccolato, mentre l'altro sarebbe delizia al pistacchio, yogurt al pistacchio con wafer al cioccolato bianco. Ho preso questi della Müller perché personalmente il yogurt della Müller è quello che preferisco. Poi se dovessi scegliere un'altra marca, però è al secondo posto per i miei gusti rispetto a questo, sarebbe quello di Vipiteno. Queste sono le 2 marche con cui mi sono trovata bene a prendere gli yogurt. Poi ho preso le uova, volevo una confezione piccola da 4. Però non avevano molta scelta, la maggior parte della scelta era per le uova da 6, però visto che in frigo ne avevo già, non mi ricordavo più se, so di averne 2 confezioni, però non mi ricordo più se una l'ho già aperta o cosa, allora ho pensato ne prendo una confezione piccola, casomai sono solamente 4, riesco più velocemente a finirle. Però resta il fatto che non c'era molta scelta di quelle uova più allevate a terra, fatte bene. Allora ho preso questa Natura Chiama della Selex e ho preso queste 4 uova, anche perché di questo marchio erano l'unico che aveva la scadenza un po' più lunga. Le altre, anche se c'era poca scelta, ma avevano anche la scadenza troppo vicina e ho preferito non prenderle, perché io di solito le uova acquisto sempre quelle che hanno la scadenza più lunga, perché posso sia usarle nell'arco di 2 giorni ma sia usarle nell'arco di 8 giorni. Restando in tema di affettati, ho preso il prosciutto cotto alta qualità, poi ne avrei preso anche un altro, però questo qui è prosciutto cotto scelto, per cui non lo so la differenza tra i 2, io li ho presa. Poi nel reparto frigo ho visto questi canederli con speck. A me i canederli piacciono, anche se di solito andando alle sagre oppure in agriturismi verso Belluno fanno spesso come primo piatto i canederli e io li prendo sempre perché mi piacciono. Però vista la situazione ho deciso, beh, proviamo a prendere questi canederli e vediamo se sono buoni. Sono del marchio Master e non ho più pallida idea che gusto abbiano, però ho deciso di provarli. Però hanno la scadenza nell'anno nuovo, scadono il 4 dell'1 del 2021, per cui posso assaggiarli con calma. Poi ho preso i ravioli di Giovanni Rana, questi qui rustici, tortellini casarecci, che ho imparato ad acquistare le confezioni di brodo già fatto e vi devo dire che mi trovo molto bene. Per cui li ho già preparati presi per utilizzarli con le confezioni di brodo. Ne ho presa anche una oggi, ma in frigo ne ho già altre due presi, che dovrei anche tirarle fuori dal frigo e metterle in dispensa, perché ho visto che in negozio questo brodo, se è chiuso, non è venduto dal banco frigo, ma è venduto nel reparto normale, negli scaffali normali, per cui credo che la mia idea di metterlo direttamente in frigo non c'entri niente con quello che se è aperto, ok, va messo in frigo, ma da chiuso posso tranquillamente metterlo in dispensa ed è un cambiamento che devo fare. Allora, poi arrivano le delizie natalizie. Ho preso il panforte margherita dei sapori del marchio Sapori. Ogni anno lo prendo, dipende da quello che trovo, perché l'anno scorso ne giravano di tre gusti di questo panforte. Per il momento c'era questo e un altro, però ho scelto questo da assaggiare, dovrebbe essere quello fatto così. Visto che inizia a fare freschetto, alla sera si accende il fuocherello, per cui ho preso la diavolina e per non rimanere senza, visto che inizia la stagione che ogni sera si usa.
Ho preso lo zucchero, questa volta ho preso zucchero super classico, 100% italiano, dei Taglia Zuccheri. Questo qui è proprio bianco, classico, l'ho già provato, mi va bene come zucchero, per cui l'ho ripreso. Poi ho preso Fair Platinum al limone, non l'avevo messo in lista, però vi dico la mia tontaggine oppure ansietà nell'andare a fare la spesa. Io mi faccio la lista, però quando che dopo inizio a girare gli scaffali e vedo qualche prodotto, mi viene il dubbio se mi manca, se ce l'ho. E visto che al tempo addietro pensavo, beh, se mi manca vado, per esempio come questo, posso andare tranquillamente da Tigotà e da acqua e sapone. Però il mio pensiero va a finirla sempre sulla situazione che c'è, e se mi chiudono che non posso uscire dal comune, che non posso uscire da chissà che, allora ho deciso di prenderlo. Casomai l'ho preso in più, però diciamo che è un prodotto che non uso, perché la lavastoviglie sulle una o due volte a settimana va in funzione, per cui se non lo utilizzo subito lo utilizzo più avanti, però è sempre un acquisto che serve. Prima che vi parlavo del brodo, eccolo qui, ho ripreso quello della Star. In una spesa vi avevo fatto vedere il brodo della Knorr, ma lo devo ancora usare, assaggiare. Forse potrei assaggiarlo oggi, perché oggi dovrei fare dell'altro brodo per finire i ravioli che ho già aperto, che scadono proprio oggi, e come brodo potrei provare quello della Knorr e rendermi conto un attimino della differenza. Ma visto che questo della Star mi è piaciuto, nel frattempo l'ho ripreso. Alla Famiglia questo qui era anche in offerta. Poi, restando in tema di prodotti natalizi, della Lindor, come si dice, Lindt, ho visto l'orsettino al latte. Come non prenderlo? Almeno mi consolo con l'orsettino questo Natale. Allora ho deciso di prenderlo. Dovrebbe essere vuoto, perché non batte niente dentro, però ho deciso di prenderlo giusto per, probabilmente è lo stampo al cioccolato al latte, ma non c'è nient'altro, niente, però tanto l'ho preso. Altre due cosette dolci che ho preso il Mordi la Natura, questo croccante questo qui dovrebbe essere croccante al sesamo. Il sesamo, se dosato nella maniera giusta, mi piace mangiarlo. E visto che ho visto questo, perché vi devo dire, il croccante preso al supermercato di mandorle, nocciole, non ce la faccio, perché i miei denti dicono: ma cosa mi stai dando, è troppo duro. Però mi sono ricordata che questo qui al sesamo, visto che sono piccolini e molto appiccicati tra di loro, risulta quasi più morbido. Allora ho pensato di provarlo, eventualmente non lo prendo più, se anche questo è duro. Poi vicino alle casse ci sono le confezioni, queste qui piccole di Ferrero Rocher, e ne ho presa una. Sempre vicino alle casse c'era anche il Poké Coffee. Ho preso sia quello classico espresso e quello decaffeinato, mentre questi cioccolatini erano vicini all'orsetto, e ora ho pensato, beh, prendiamo anche l'Indoor giusto per consolarci. Nel reparto formaggi ho preso questo formaggio già confezionato, vette feltrine. Ho la batteria che sta segnando, spero di riuscire a finire questo video. E questo qui è morbido, per cui ho deciso di prenderlo per il fatto di poter fare una frittata con uova e formaggio. Fare una frittata, vi devo dire che il risultato mi piace. Ci metto un bel po' di formaggio, un po' di cipolla, ci butto dentro 2 uova, mischio il tutto e vi devo dire che il risultato non è niente male. Poi ho preso questo burro, che è una novità per quanto mi riguarda. Continuo a guardare se la videocamera registra, perché la batteria mi segna brutta.
Allora, ho preso questo burro che è un marchio nuovo per me, ho deciso di provarlo. Poi un'altra novità che ho visto nel reparto sottilette, le sottilette fumè con scamorza, queste qui, c'è scritto anche novità e ho deciso di provarle. Spero che sia buona. Volevo farne come la foto, fare la melanzana e poi sopra metterci questa sottiletta. Vediamo se il risultato è accettabile. Per finire come spesa dal supermercato Famila ho preso 2 lattine di Orange Soda. Allora, sperando che la batteria regga, volevo farvi vedere quello che ho preso in pasticceria. Allora, questa qui sarebbe la pasticceria da Mauro. Forse riesco a farvelo vedere o forse no. Questa qui sarebbe il nome della pasticceria. Però gli ho chiesto se fanno altre proposte per Natale oltre ai panettoni classici e mi hanno dato tutta la lista. Allora ci sono le proposte scritte di qua e le proposte scritte di qua. Ve ne leggo qualcuno: il panettone tradizionale, panettone ai 2 cioccolati, il dolce Natale, il panettone ai frutti di bosco, panettone al pistacchio, panettone al caffè, gianduie e noci, e triologia, 3 panettoni in uno, cioccolato tradizionale e bosco. C'è una varietà di scelta. Poi mentre di qua con il cioccolato propongono alberelli con cioccolato con frutta secca, pini al cioccolato, praline assortite, Babbi Natale, perle croccanti, ceste personalizzate. Beh, comunque c'è scritto un po' di tutto e me l'ha mostrato, gli ho chiesto se posso prenderlo, mi ha detto sì sì, prendilo, così ho un'idea di che altri prodotti potrei assaggiare da qui ad arrivare a Natale. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso, questo sarebbe il panettone, quello più alto era da 1 chilo. Io gli ho detto non lo voglio da 1 chilo, lo voglio più piccolo. Ora mi ha detto che di piccolo c'è solo questo da mezzo chilo. Giusto per assaggiarlo, a me va più che bene. Questi sono i biscottini per Halloween. Vedete come sono fatti? Li ho trovati molto molto carini perché ho deciso di prenderli. E questa sarebbe la stecca di cioccolatini che ho preso, che erano già confezionati. Ce n'era queste singole e le più piccole, poi c'erano quelli da 2 file, da più file, però io mi sono accontentata di questo qui più piccolo. E per finire, qui dentro, se adesso riesco ad aprire la confezione, vi tiro fuori cosa ho preso qui dentro. Ed eccole qui le pastine. Praticamente, aiuto, ho preso queste 2 pastine. Queste sono le aragostine alla crema, credo di vedere. Cambio di inquadratura per farvi vedere le pastine perché la batteria mi ha completamente abbandonata. Comunque ho preso 2 aragostine e 2 cannoli alla siciliana. Non so se la ricotta sia vacina o di pecora, non gliele ho chiesto, ma ho pensato, speriamo che siano buone. Comunque eccolo qui le 2 pastine. Adesso li metto a caricare la batteria perché l'ho caricata una mezz'oretta giusto per fare questa clip. Sono appena stata dal pane a Montebelluna, che adesso col discorso che alle 18 devono chiudere apre prima, e per cui ho recuperato un po' di pane, poi ve lo faccio vedere. Nel frattempo ho pensato, visto che sono in anticipo, provo a passare se ci sono le castagne cotte, però mi ha detto che devo aspettare un'altra mezz'ora. Adesso sono già le 17:10, aspettare mezz'ora mi arriva a -20 alle 6. In questo momento mi è un po' tardi perché ho una cosa da fare sul computer. Praticamente ci sono i tag che mi si cancellano, cioè io li scrivo, li salvo, ritorno sul video per vederli scritti
e non ci sono, per cui devo un attimo capire cosa sta succedendo, per cui evito di aspettare questa mezz'oretta, anche perché in questo momento è mezz'oretta che è partito il vlog, il video vlog che faccio al venerdì, per cui volevo vedere se riesco a caricare questi tag oppure no, perché ho pensato, provo ad aspettare, perché da video non pubblicato non riesco a caricarli, però ho pensato, provo a aspettare da video pubblicato a vedere se si caricano, e visto che ho questa cosa da provare preferisco lasciar perdere le castagne per questa sera. Ed ecco qui i prodotti che ho preso dal panificio, per modo di dire. Allora, questo è il pane cotto a legna, poi ho preso una focaccia sempre cotto a legna, mi ha detto non è bruciata ma è molto cotta, poi un sacchetto di biscotti, questi visto che c'era la possibilità li ho scelti molto cotti, e di qua un'altra confezione di biscotti. Siamo a domenica 1° novembre, in teoria non ci muoviamo neanche oggi, e allora volevo farvi vedere che ho assaggiato questi 2 brodi, sono entrambi di mazzo, entrambi li ho fatti con i ravioli, però vi devo dire che questo qui della Star mi piace di più, lo trovo più gustoso, più buono, mentre questo qui della Cannora ha un saporino che non mi convince molto. Vi ricordate la focaccia che vi avevo fatto vedere nelle clip precedenti? Beh, ieri sera è andata mangiato tutto questo pezzo, comunque è buona, e vedete che non è sì una focaccia, per cui ha la consistenza di una focaccia, però non è dura, è abbastanza morbida, che ha proprio un gusto buono. Oggi, che è il 1° novembre, è anche uscita la nuova palette di Huda Beauty. Vi devo dire che mi sta convincendo a prenderla, perché ho visto che dovrebbe uscire il 4 novembre la nuova di Nabla, però vedendo le foto non mi ha molto convinta, perché la vedo un po' con toni troppo scuri, ci sono più colori scuri che chiari, non c'è una via di mezzo, per cui diciamo che per il momento è un ni se acquistarla o meno. Però vedendo quella nuova di Huda, e ho visto le foto, però per cui le foto sono state fatte da professionisti, perché ho visto le foto ufficiali, però ci sono delle texture molto luminose che mi ispirerebbe a acquistarla. E vediamo domani, che voi probabilmente non lo vedrete, perché in teoria io questa sera chiudo questo vlog, poi vedo se oggi pomeriggio facciamo qualcosa, se faccio altre clip facendo qualcosa, ma se non facciamo niente questo vlog lo chiudo questa sera, in modo che domani mattina lo edito. Però volevo dirvi che domani pomeriggio è aperta la Sephora qui a Castelfranco, e guardando sul sito che ti mettono le indicazioni di negozi in cui il prodotto è disponibile, mi risulta disponibile nel negozio di Castelfranco, per cui domani pomeriggio, in teoria, oggi no perché oggi come negozio è chiuso, e domani mattina è lunedì, e lunedì mattina è sempre chiuso, aprono il lunedì pomeriggio. Per cui domani pomeriggio provo a farci un giro e a vedere se riesco a recuperare questa nuova palette di Huda Beauty. Comunque se faccio l'acquisto voi lo vedrete nel prossimo vlog della prossima settimana. Per quanto riguarda oggi a mezzogiorno, sto pensando di fare il brodo della Star, però quello misto, che ce n'è uno sulla confezione che è scritto misto, qualcosa del genere. Volevo fare quello con un po' di pastina, così rimaniamo leggeri, e visto che c'è la focaccina, quella dolce, ci mangeremo di nuovo quella. Ed eccomi qui con la preparazione della cena. Qui sto per far bollire delle patate per fare il purè. Questo è cappuccio, ma lo volevo fare cotto, e di qua alla piastra questo tipo di carne. Questa è pancetta e sono 4 fettine, questo è hamburger e sono 2 fettine. Ed ecco pronta la cena per questa sera: carnina, cappuccio e purè.
Ed eccoci al lunedì mattina. Io lo devo ancora editare questo vlog, però in teoria mi sembra che sia uscito un po' sconclusionato. Comunque lo vedo editandolo. E ok, io vi saluto anche per questo video e ci vediamo in un altro video. Ciao!